e per tutto il lavoro che viene fatto dietro alle quinte, non da me ma tutti quelli che sono dietro di me, quindi io gradirei un forte applauso per questi ragazzi. Bravi, siete bravi, lo faccio io per primo l'applauso, peraltro quest'anno dicevamo bravi, siete bravi, peraltro un meravigliosamente Jacopo un po' cambiato, un po' diverso nella forma, rimodulato diciamo così, perché insomma manca il corteo, mancano tante cose, però diciamo che alcune cose ci sono ma in una maniera diversa, in una forma diversa, ecco, sì, insomma. Ci siamo dovuti diciamo adeguare al Covid quest'anno, quindi purtroppo abbiamo dovuto per questa edizione mettere un po' da parte quello che è il format di Meravigliosamente Jacopo e quindi l'itinerante di cui ogni anno ecco, avete goduto. Però l'abbiamo rimodulato proprio perché anche quest'anno, nonostante le restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria, Meravigliosamente Jacopo doveva esserci e come vedete c'è, perché questa cosa la voglio puntualizzare e vorrei che ognuno di voi lo portasse a casa come messaggio. Meravigliosamente Jacopo non è un evento, Meravigliosamente Jacopo è la missione di tutti noi nei confronti del notaro Jacopo. Siamo in dovere col nostro papà, se così lo possiamo definire, perché siamo tutti figli di Jacopo e nei confronti di lui è successo questo di cui oggi potete ecco godere. Quindi veramente è una missione quella che noi facciamo ogni anno e lo facciamo regalandola alla città, perché la realizziamo grazie ai soci, al supporto ecco, di tutti voi che siete sempre presenti, che ci seguite, che ci date quel supporto anche morale per reinvestire ogni anno le nostre energie affinché si possa sempre fare, agli sponsor che ci supportano e poi Silvio ne parlerà e a tutti voi che ci volete bene. Fantastica! Ti sei portata il tifo. Che poi Cristina, noi lo diciamo sempre tra noi, insomma, perché ci conosciamo da tanti anni, però lo diciamo anche al pubblico che stasera ci ascolta, e poi è paradossale, se uno ci pensa un po', è paradossale che Lentini, che è la città di Jacopo, il luogo dove è nato Jacopo, l'inventore del sonetto, uno dei principali esponenti della scuola poetica siciliana, il notaro della corte di Federico II, è paradossale che una città non avesse mai dedicato qualcosa a uno dei suoi figli più illustri. Ci voleva Neapoli, ci voleva Sicilia Antica, ci voleva, io aggiungo, se mi permetti di dire, ci voleva l'entusiasmo di tantissimi giovani che in questi anni, e questo lo dobbiamo dire con grande orgoglio, con grande soddisfazione, al di là spesse volte anche delle piccole divisioni, permettimelo di dire, ma al di là anche delle piccole divisioni delle cose, però ecco, ci voleva questa bellissima realtà di tantissimi giovani che si spendono per questa città straordinaria, una realtà di giovani straordinari, un serbatoio di intelligenze che sanno produrre cose bellissime come Meravigliosamente Jacopo e come il sonetto d'argento di cui adesso parleremo. Resta con me Cristina, non andare via, perché intanto diciamo che tutto questo si svolge grazie anche alla collaborazione del comune di Lentini, che è qui presente, rappresentato dal vice sindaco e assessore, non dico a cosa perché insomma lui rubriche ne ha tantissime, Alessio Valenti. Vieni Alessio, vieni, facciamo un applauso al vice sindaco Alessio Valenti, e grazie ovviamente alla collaborazione della Chiesa Madre. Credo che padre Maurizio non ci sia, non l'ho visto stasera. Grazie Alessio, buonasera, ben trovato, e grazie alla collaborazione della Chiesa Madre, dicevo che stasera ha messo a disposizione questo spazio della Chiesa della Madonna della Catena, e poi i club che hanno supportato la manifestazione, che sono l'Archeoclub, la Fidapa e i Rotary. Io leggo con i fogli messi così perché Antonio, che insomma, fate un applauso a tutti i tecnici che stasera, Andrea e Antonio, che stasera stanno permettendo tutto questo spettacolo con i teloni, come vedete, che li hanno messi, poi ritolti, poi rimessi, poi ritolti, poi rimessi e poi ritolti, e andiamo avanti così stasera, speriamo non più. E siamo bravi a risolvere i problemi. Noi siamo bravi a risolvere i problemi, e quindi grazie ancora ai club che hanno supportato la manifestazione, ovvero l'Archeoclub, la Fidapa e il Rotary. Gli sponsor li ricordiamo subito dopo. Ti rubo il microfono Alessio, intanto grazie e ben trovato, salutiamo anche tua moglie che è in dolcissima attesa, mi permetti di dirlo, insomma, così sveliamo una cosa che magari alcuni
lentinesi ancora non sanno. Grazie mille Silvio. Grazie, ben trovato. Grazie, un grazie enorme e un complimento va all'associazione, perché intanto c'è da dire che non l'abbiamo detto, bravi, bravissimi, ma coraggiosi. Bravi, coraggiosi. Per sì. fare in periodi di Covid ci vuole un gran coraggio e una caparbietà, perché magari non traspare, non so se si vede, però ci vuole 10 volte in più il lavoro rispetto a un evento normale, perché è pesante, ci vuole un confronto costante con gli organi di polizia, con le amministrazioni stesse, perché ci sono delle regole da rispettare, ovviamente a tutela di tutti quanti, e vedere che si riesca a fare un evento, da qui si vede bene, con il rispetto delle regole e si riesca a fare lo stesso, questo vuol dire essere coraggiosi oltre che ovviamente bravi. I complimenti ovviamente ci sono i saluti del sindaco che vi riporta, dell'amministrazione tutta, e i complimenti lo faccio intanto a quello che ho visto fino ad ora, dei gruppi brevissimi, poi hanno fatto anche il jingle di Game of Thrones, quindi fantastici anche per questo. Niente, allora non rubo altro tempo perché finché è bene godersi dello spettacolo. Grazie Alessio, grazie al vice sindaco Alessio Valenti, lo salutiamo e lui si riaccomoda al suo posto. Allora ringraziamo gli sponsor, lo facciamo subito e poi andiamo avanti velocissimamente. Noi abbiamo un po' anche rimodulato la scaletta, siamo stati costretti a rimodulare meravigliosamente Jacopo, tutta la scaletta, insomma vabbè così, però è andata così quest'anno. Allora ringraziamento, dimmi. Maurizio c'è. Ah, è arrivato Maurizio. No, ma interrompetemi quando volete, voi sapete io come presento in maniera molto... Dov'è padre Maurizio? È arrivato? Se è arrivato portatemelo qui, prendetelo di peso e portatemelo qui. Dov'è padre... No, perché io appunto non vedo con i fari. Dov'è padre Maurizio? Portatemi, sta arrivando, eccoli qui. Allora intanto io ringrazio gli sponsor e vi chiedo di fare un applauso alla fine per tutti. Allora, Italmar Cantiere Nautico, Siculia Gioielli, Energy Club, Associazione Formatori Asso Formatori, buonasera padre Maurizio, Navarria che è qui anche con la degustazione medievale, Olnair, credo che si pronunci così, Olnair si pronuncia così, e poi Consorzio CONA, la società cooperativa a responsabilità limitata, Centro Ortopedico Tressanti, Salvo Vinci Fotografo, Centro Baby Infanzia Lentini, Lucia Oddo Parrucchieri, Tenda Facile by Michele Maglitto, Vecchio Lupo e Fisicario e Cataldo. Vogliamo farlo un applauso agli sponsor che devo dire hanno coraggiosamente risposto all'invito dei ragazzi io li chiamo ragazzi, ma insomma mi perdonate, no? Avete qualche anno in più però, e quindi che hanno risposto coraggiosamente all'invito di Sicilia Antica e di Neapolis e ovviamente dell'associazione Jacopo e Riccardo. Padre Maurizio, ben trovato. L'avevamo perso, pensavamo che non è acceso, credo che sia. Non mettete la mano sotto, solo così, perché sennò non si sente. Ero impegnato nel mio lavoro a trattenere il Padre Eterno. Bravo, un indugia, bravo. E quindi magnani, perché adesso allora, ho detto che avete poco tempo, quindi padre Maurizio, intanto grazie per questo luogo che ci ha messo a disposizione, questo luogo meraviglioso. Grazie, lo devono dire loro, a loro stessi, ai loro sforzi, perché dove siete adesso, dove state calpestando il terreno, era pieno di sterpaglie. Questi ragazzi si sono fatti in quattro davvero per non solo progettare, ideare questa serata, ma per concretizzarla, realizzarla. E quindi forse qui bisogna questa città non di spettatori, di teorici, ma davvero a volte di manovali e di persone che si sporcano le mani, perché se ne sono sporcate veramente tanto, e quindi grazie a loro, non tanto a me, grazie davvero. Allora, grazie padre Maurizio, io penso di interpretare il pensiero anche di Cristina e degli organizzatori. Grazie a padre Maurizio non solo per la disponibilità, ma anche per la sensibilità che ha padre Maurizio nei confronti di tutte queste iniziative. Del resto padre Maurizio, da quando è a Lentini, insomma, ha fatto tanto anche all'interno della Chiesa Madre, dove ha cominciato a valorizzare tesori della storia locale, della storia della fede locale, anche che erano, diciamo così, un po' messi da parte da tanto tempo. E quindi insomma grazie anche per questa sensibilità padre Maurizio. Grazie, io sono a disposizione di tutti. Speriamo l'anno prossimo, se siamo ancora qua, di vederlo tutto pieno, verdeggiante questo terreno, veramente. Abbiamo questo sogno da questa esperienza da portare avanti. Grazie ancora, grazie a padre Maurizio. Diamo ancora il microfono a Cristina che mi fa da valletta, se mi permetti.
Allora, dobbiamo fare ancora un ringraziamento all'ingegnere Floridia, che è il presidente dell'IPAB, dell'Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza. Questi acronimi spesso non si sa cosa significano, insomma IPAB, Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza, all'ingegnere Floridia che insomma per la disponibilità dei locali, per aver messo a disposizione i locali. Ringraziamo anche Simona Spadaro della Baglieri Viaggi per il supporto tecnico alla manifestazione, e poi Samuela Linfazzi della Joseph School per la disponibilità. Fatelo pure un applauso. Adesso ci addentriamo nella... Tu vuoi restare? Sì, devi restare, anche perché devi consegnare i premi. Allora ci addentriamo adesso nella parte della manifestazione di Meravigliosamente Jacopo, che è dedicata, come sapete, alla proclamazione e alla premiazione dei vincitori del premio di poesia nazionale Sonetto d'Argento, un premio che appunto alla prima edizione, ma adesso ne parleremo con i promotori, con gli organizzatori, un premio che ha già davvero riscosso tantissimo successo in tutta Italia, proprio per la qualità e la quantità delle partecipazioni, cioè la quantità e la qualità dei componimenti che sono arrivati da tutta Italia. E vorrei qui accanto a me intanto l'ideatrice, l'inventrice di questo premio, che è Giusy Sciacca. Eccola qui che arriva, facciamo un applauso a Giusy, ovviamente anche lei membro della giuria, anche se però lei insomma si è claudicante. Giusy, non vi spiego che cos'ha, perché insomma non stiamo qui, dammi, non ridete che c'è tua figlia che ride forse. Allora, facciamo un applauso, ancora un altro applauso a Giusy. E poi vorrei con me qui il professore Giovanni Bonfiglio, io lo chiamo Giovanni, ma insomma stasera ci diamo del tu con tutti. Giovanni Bonfiglio, che è uno dei membri della giuria, eccolo qui che arriva, il microfono ve lo passerete. Sì, ovviamente il curatore. Buonasera Giovanni, ben trovato. Se volete ci possiamo spostare, così evitiamo di cadere dal gradino. Allora, questo io lo sposto un attimo. Comincerei con Giusy, Sonetto d'Argento. Sonetto d'Argento ne abbiamo già parlato nella terza edizione di Meravigliosamente Jacopo. Ricordo che eravamo all'Ex Pescheria, era una delle 2 giorni dell'edizione dello scorso anno, e fu lanciata quest'idea del Sonetto d'Argento, cioè un premio di poesia dedicato appunto al notaro Jacopo. L'idea è venuta a questa bella signorina che vedete qui, io scherzo, tu lo sai, l'idea è venuta a Giusy Sciacca, ed è venuta, vogliamo ricordarlo perché anche a beneficio di chi l'anno scorso non era con noi all'Ex Pescheria, c'è una motivazione perché è nato questo Sonetto d'Argento, è nato dall'idea di Giusy, ma perché Giusy aveva... C'era un pregresso. Ecco, brava. Nel senso che io una cosa che ho raccontato anche in un'altra occasione, sì, infatti l'anno scorso ne abbiamo lanciato l'idea, appunto è tutto legato al fatto che qualche anno fa vinse un concorso di poesia dedicato a Jacopo da Lentini, ma in Basilicata. Pensate un po', in Basilicata. E questa cosa da un lato mi rese molto contenta, ma dall'altro un po' mi fece riflettere. Ho detto, ma perché io di nascita lentinese e poi trapiantata da altre parti, perché non pensare di portare a Lentini un premio dedicato a Jacopo. Jacopo non è stato mai del tutto dimenticato, perché come avete ricordato poc'anzi, grazie al cielo, grazie alla genetica, grazie a non so che cosa, Lentini è una città che ha sfornato una quantità di talenti e di spessore culturale che è riconosciuto, ma già appena fuori, già nell'ambito provinciale in poi è riconosciuto. E quindi semplicemente dare una forma al ricordo di Jacopo. Io ho lanciato l'idea, mi impegno a dedicarmi in maniera totale a questa cosa, perché ci ho creduto tantissimo, e stasera siamo qua. E stasera siamo qui. Allora, intanto proviamo un po', io spero di sintetizzare molto, perché ovviamente dobbiamo fare i conti col tempo. Allora, intanto tradizione e contemporaneità. Perché tradizione e contemporaneità? Perché in realtà il premio
che si intitola Sonetto d'Argento, non è un premio soltanto dedicato al sonetto, appunto, che fu inventato, la forma metrica che fu inventata da Jacopo, ma Giusy, spieghiamo perché... Diciamo che l'idea che di fatto diciamo, quello che è il motore, diciamo, l'idea alla base, il razionale che c'è alla base del premio è questo. Secondo me, ma questa è una personale visione che secondo me non farete fatica a sposare, la cultura esiste e si moltiplica nel momento in cui si fanno cose belle, si divulga il bello, si parla di cultura. Per cui però in che modo? In un mondo che si trasforma, e non sto a dirvi ovviamente in che modo si è trasformato negli ultimi 6 mesi, inaspettatamente, quando noi abbiamo lanciato l'idea del premio non avevamo manco la minima idea di quello che sarebbe poi accaduto, il che significa che il sentire cambia, ma può cambiare questo sentire alla luce della contemporaneità se si poggia su radici e tradizioni solide, si parte da quelle e ci si può lanciare nella contemporaneità. Allora, ti fermo un attimo, do la parola a Giovanni, invece passo il microfono, lo faccio io. Allora Giovanni, intanto l'articolazione del premio proviamo a spiegare, lo abbiamo già accennato con Giusy. Intanto vorrei fare una precisazione. Prego, fallo. Tu mi hai presentato come membro della giuria, certo, ma io sono anche vicepresidente dell'associazione del notario Jacopo. Ah, bene. Di Jacopo e Riccardo Salentino. Bravo. Quindi quando tu hai fatto i complimenti ai ragazzi, mi hai fatto anche un complimento anagrafico che io tengo molto a cuore. Complimento per Giovanni Bonfiglio, bravo. Grazie, veramente molto gentile. Allora, l'articolazione del premio. Lo so, dobbiamo molto tutti a Giovanni Bonfiglio, intanto perché è stato il tuo professore. Ma perché? Giusto? No, ma quello è una parte della mia vita che ormai ho dimenticato. Ormai si è chiusa. Allora, l'articolazione del premio, parliamo dell'articolazione del premio. Tutti lo sanno perché il premio è stato ben bandito e quindi si articola in 4 sezioni. Okay. La prima sezione è dedicata al sonetto e già Giusy ha detto anche le motivazioni. Richiama il titolo, il sonetto d'argento, e richiama l'autore del sonetto per eccellenza, che è il notario Jacopo. È una delle forme metriche più seguite in tutto il mondo da quando il notario l'ha inventata, e quindi contiamo i secoli, sono 6 secoli e più, ed è stato modulato in diverse anche maniere, a volte anche forzandolo, aumentando le strofe, diminuendolo. Abbiamo il sonetto caudato, il sonetto minore, insomma ne abbiamo sonetti di tutti i colori, e anche per questo ha avuto molta fortuna. Certamente è uno stile metrico alquanto complesso e quindi sono pervenuti anche meno lavori su questo, ed è comprensibile. La giuria ha premiato non soltanto la adesione allo schema metrico in sé per sé, quanto piuttosto la creatività, l'intensità, insomma il valore poetico dei brani. Bene, e quindi poi abbiamo le altre tre sezioni. Corriamo un pochettino finché il tempo è mite, e la seconda sezione è dedicata al verso libero. E qui abbiamo invece avuto una grande quantità di componimenti, non so quanti perché ce l'ho appuntato in un foglietto a parte. Vabbè, sono tanti, adesso ne parliamo, ma sono anche molti con di più. Certamente lo schema libero invoglia, però è anche un pochettino, come dire, noi diciamo in Sicilia, tradimentoso, perché si pensa che sia libero e che si possa scrivere qualunque cosa. Abbiamo lodato la intensità poetica, la capacità di comporre con armonia e con una certa duttilità anche in questo campo. E mentre il sonetto era legato, quelli che sono arrivati a noi, a un unico tema che è quello amoroso, lo schema libero invece si è prestato a tematiche diverse, non so, il riepilogo della propria vita, i ricordi, l'amore anche e così via. Quindi abbiamo una terza sezione che è dedicata all'haiku, ed è un componimento un po' particolare che viene dall'Oriente, dal Giappone. Sapete quelle poesie brevissime di 3 righe esatte, di 3 versi esatti, di cui
sono un quinario, un 5, 7, 5, quindi quinario, settenario e quinario. Anche qui sono arrivati moltissime haiku e per lo più con una certa coerenza allo schema metrico. Il tema è paesaggistico perché erano questi i primi che sono stati fatti e quindi con una certa sensibilità, un ritratto di paesaggio, però oltre a questo anche molto spesso delle riflessioni sapienziali, morali, eccetera. La giuria ha avuto qua una certa... Un bel da fare. E la quarta sezione invece... La quarta sezione è quella che ci sta più a cuore, che è stata anche più danneggiata dal Covid, perché è quella del giovane Jacopo, e quindi toccando insomma, in maniera diretta la scuola, e insomma è stata danneggiata perché si è svolta la comunicazione con la scuola in modo molto difficile. In quegli mesi primaverili, insomma, purtroppo i dirigenti scolastici erano attenti a ben altre cose, però abbiamo avuto pur sempre alcune scuole che si sono prestate, e io vorrei sottolineare l'impegno del nostro liceo di Lentini, il liceo Vittorini, nella sezione specifica del liceo classico Goggia che sta qui di fronte a noi. Il preside lo ringrazio, il preside Pappalardo, e in particolare la professoressa Milanesi che si è insomma prodigata molto per stimolare i giovani. Sono arrivate tante poesie e noi le abbiamo premiate, insomma, pensando di poter fare cosa buona, premiando, perché io spero veramente il prossimo anno che quest'ultima sezione si allarghi di più, perché ritengo, essendo stato professore, tu l'hai indegnamente ricordato, che praticamente sia un esercizio formativo per i ragazzi. In un periodo in cui si parla molto nei social, si scrive molto, magari pensando poco a quello che si scrive, la poesia invece impegna a un esercizio intellettuale, razionale, significativo sulla parola e sul collegamento delle parole fra di loro, e quindi ritengo che sia veramente il nostro dovere stimolare di più i giovani in questo settore. Grazie. Questa mi piace, questa riflessione mi piace in un momento in cui con i social purtroppo Giovanni, Giusy, Cristina, voi lo sappiamo quello che è, si scrive di tutto e di più, spesso anche lasciamo perdere. Anche troppo. Anche troppo, bravo Giovanni. Allora, Giusy, a proposito della partecipazione delle scuole, soltanto un piccolissimo accenno alla partecipazione che il Sonetto d'Argento, questo premio nazionale di poesia, ha registrato in questa prima edizione. Davvero, nonostante il Covid, le difficoltà, insomma, le difficoltà che ovviamente sono state incontrate in corsa, ma una partecipazione che ha veramente in qualche modo è arrivata in attesa in qualche modo, sì, da tutte le regioni d'Italia, sì, veramente, da tutte le regioni d'Italia. Io sono contenta, noi siamo contentissimi per questo motivo, perché il Covid, come in tanti aspetti, è stato diciamo una penitenza, ma nello stesso tempo un'opportunità. Da un lato a livello culturale c'è stata un attimo una sospensione, no? Cioè, c'è gente che non riusciva più a leggere, che aveva un blocco, e dall'altra parte c'è stata anche la possibilità di riscoprirsi, ed evidentemente la nostra chiamata alla poesia, che è partita da Lentini, una cittadina comunque della provincia, ha avuto il suo seguito, e lo vedete nella lista dei finalisti. Adesso lo vedremo nella lista dei premiati, che è stata pubblicata sui social, e il fatto di avere una rappresentanza eterogenea da un punto di vista geografico. Abbiamo avuto persone che hanno partecipato dalla provincia di Cuneo, dalla provincia di Gorizia, da ogni parte d'Italia, e vi dirò anche dall'estero, perché abbiamo avuto partecipazioni dal Belgio, dalla Francia. Questa è per noi una soddisfazione incredibile per essere la prima edizione di un premio, davvero, no? Davvero, sì, sono per cui contentissimi. Sono d'accordo, e credo che già solo questo meriti un grande applauso. Credo che solo questo meriti un grande applauso, non solo agli organizzatori, ma proprio alla città di Lentini. Allora, Giusy, io vorrei ricordare... Perché è di Lentini che si parla. Brava, cioè, brava. Arriva ovunque. Si parla di Lentini ovunque, allora, infatti. Allora, io vorrei ricordare intanto i membri della giuria, ricordarli e ringraziarli, anche alla qualità. Aggiungiamo una piccolissima, brevissima riflessione, Giusy, anche sulla qualità della giuria che è stata scelta, una giuria
diciamo non locale, senza in questo senso voler dire che insomma le giurie locali sono, però a una parte sì ovviamente, ma una giuria anche di qualità, di personaggi che in qualche modo diciamo di provenienza diversa, brava, di estrazione diversa, perché nella concezione, diciamo, della giuria c'era sicuramente una parte che è fondante e lo sarà sempre, di lentinesi, perché questo è, Jacopo è dei lentinesi prima di essere di tutti gli altri. E quindi io ringrazio tantissimo Giuseppe Cardello che è qua, Tommaso Cimino, hanno dedicato il loro tempo gratuitamente per passione, per omaggio alla poesia. E poi su invito, e così sarà anche in futuro, persone che si sono distinte nell'ambito della cultura, della letteratura e della poesia. Infatti immagino ne parlerai tu. Lo facciamo subito. Allora li ringraziamo, intanto diciamo chi sono questi membri della giuria, li ringraziamo, ma ovviamente ve li presentiamo, anche alcuni sono presenti in sala, altri no. Dunque della giuria facevano parte naturalmente i curatori del premio, i promotori, ovvero Giusy Sciacca e Giovanni Bonfiglio, anche se Giusy credo che non abbia votato, però anche per una scelta personale. È stata una mia scelta, perché ho curato il premio, quindi nel senso ho filtrato quindi diciamo i vari componimenti candidati, quindi mi sono astenuta e questo era bilanciato quindi da una questione anche numerica, per cui i membri della giuria sono 9, sono rimasti 9 e pertanto insomma, diciamo che hai fatto il lavoro sporco, Giusy, ecco, quello lavoro mi è piaciuto. Ecco, bravo, il lavoro sporco, quello della segreteria, quello insomma che ovviamente Giusy, io non l'ho presentata, però insomma ormai la conosciamo tutti, no, lo devo dire, Giusy alterna tantissime passioni messe insieme, insomma, però la sua è la passione soprattutto per la scrittura, collabora con le pagine culturali del quotidiano La Sicilia, è autrice di alcuni racconti, ha alcuni libri in lavorazione di cui io so, ma ovviamente non vi svelerò mai di cosa si tratta. L'aspetto l'anno prossimo, per scaramanzia, ma 2021. insomma questo è Giusy. Giovanni Bonfiglio lo conosciamo, preside per tantissimi anni, insomma ha formato generazioni di studenti, tra cui appunto Giusy Sciacca. E Giusy dice sempre una cosa, ridilla in 2 secondi: se io amo io la dico sempre, se io amo la letteratura così come la amo sul serio, e se io scrivo è grazie a questa persona. Bravo, grazie a Giovanni Bonfiglio. Allora i membri della giuria, a parte Giusy, a parte Giovanni, Antonietta Carrams, mi pare si pronuncia così, che è una poeta, una scrittrice, una saggista, una drammaturga, una giornalista, è presidente della Casa della Poesia di Monza, dell'associazione Monza Regale e della Consulta di Monza e della Brianza, co-direttore artistico della rassegna culturale Mirabella Cultura e fondatrice anche di premi di poesia, docente di scrittura creativa e tanto altro. Poi della giuria faceva parte anche Eva Luna Mascolino, che è una catanese di 25 anni, è specializzata in traduzione alla Scuola per Traduttori e Interpreti di Trieste, è vincitrice del premio Campiello Giovani nel 2015, il premio Campiello lo sapete, è uno dei premi più prestigiosi in Italia, con il racconto Jésus Charlie, è redattrice di diverse riviste e magazine culturali, collabora con diversi festival culturali ed è legata a Lentini, da dove viene la sua famiglia materna e dove torna tutte le volte che può. E poi c'è un'altra lentinese, diciamo così, nella giuria, Alessandra Di Pietro, giornalista, saggista e autrice di Rai 3, insomma Alessandra la conosciamo tutti. E poi ancora Francesco Zarzana, è uno scrittore, un regista e un ideatore, ed è ideatore del Book Festival di Modena, è nato a Palermo ma è residente a Modena, è autore di 10 libri per il teatro, ha diretto 7 opere e ha scritto anche testi in francese e uno addirittura in 4 lingue. Per il cinema ha scritto e diretto 2 lungometraggi, insomma la sua biografia è davvero ricchissima. E poi anche proprio anche a riprova del fatto che questa è stata una giuria anche multilingue, internazionale eccetera, c'era anche uno scrittore e poeta senegalese naturalizzato italiano, cioè Cheikh Tidiane Gaye, fondatore del premio di poesia e narrativa Città di Arcore, abita ovviamente da tantissimi anni in Italia, ha pubblicato diversi libri di racconti, alcune delle sue opere poetiche sono bilingue, è conosciuto come un seguace dei cantori dell'oralità
africana ed è il primo africano ad aver tradotto in italiano il grande poeta della negritudine, nonché primo presidente della Repubblica del Senegal. E poi due lentinesi, Giuseppe Cardello e Tommaso Cimino, li accennava poco fa anche Giussi. Giuseppe Cardello non avrebbe bisogno di presentazione, lo conosciamo tutti, è un'eccellenza artistica lentinese, poeta e moderno contastoria, ha pubblicato svariate raccolte di poesia e scritto numerose opere teatrali e musicali, ha ricevuto importanti riconoscimenti in Italia e nel mondo, intreccia, come sappiamo, i suoi versi con le note, le musiche della Compagnia d'Enserado Superbo, gruppo siciliano di Ethno World con il quale racconta i suoi sogni e le luci e i drammi della Sicilia. E poi Tommaso Cimino, che credo sia qui eccolo qua. Tommaso, ecco le luci, io non ti vedo. Tommaso Cimino insegna lettere negli istituti superiori, filologo di formazione, si occupa di critica letteraria e di critica d'arte. Per 20 anni ha organizzato, insieme a un gruppo di amici del quale mi onoro di aver fatto parte, anche il San Valentino in poesia a Lentini, curando le pubblicazioni delle antologie, ha pubblicato poesie, racconti eccetera. Dunque negli ultimi anni, tra l'altro, le sue poesie sono state premiate con il terzo e il secondo posto al concorso internazionale Libri Diversi in diversi libri, e un suo saggio, ha pubblicato recentemente anche un saggio su Gorgia da Leontinoi. E poi un ultimo membro della giuria è Gaetano Schinocca, si pronuncia così, che è in rappresentanza della casa editrice Rosso Malpelo, è una casa editrice indipendente nata nel 2015 in Sicilia, dalla necessità di proporre un'alternativa culturale del panorama letterario, in particolare nel campo della narrativa e della saggistica. Negli ultimi anni questa casa editrice si è specializzata nel recupero di importanti testi siciliani di autori come Pitrè, Giuseppe Pitrè, Luigi Capuana e Vincenzo Linares. Abbiamo finito con i membri della giuria. Aggiungi no, volevo solamente dire questo, cioè la composizione della giuria, che è segue una metodologia che si ripeterà e ha una logica, quindi si parte da Lentini, dai lentinesi impegnati nella cultura sul territorio, per allargarsi a siciliani che si sono distinti nella cultura sul piano nazionale, per avere una punta anche di internazionale, e le realtà delle case editrici indipendenti. Questo è ha una logica. Ovviamente sì. Allora io direi di cominciare subito con la premiazione, corriamo, ovviamente vi abbiamo forse un po' tediato con queste riflessioni, però insomma andavano fatte. Cristina si avvicina